È la luce la protagonista della mostra dedicata a Claude Monet che si apre al Centro Culturale San Gaetano di Padova. L'intero percorso artistico del maestro francese dell'impressionismo raccontato con i suoi capolavori più belli e famosi, i colori e tutte le loro sfumature come strumento per trasportare sulla tela i fenomeni atmosferici, dalla nebbia di Londra e la sua bruma mattutina, la città inglese che Monet preferiva, la neve dipinta durante un viaggio in Danimarca e poi il giardino, la sua più grande installazione artistica che ritrae in tantissime opere con i fiori come le celebre ninfee e gli iris, i suoi soggetti preferiti. Il secondo protagonista della mostra è proprio il colore che Monet ritraeva in ogni suo splendido riflesso. Di fatto questa mostra copre l'intera carriera del maestro e la sua rivoluzione di aver portato il cavalletto davanti al soggetto che voleva riprendere en plein air e non dentro il suo studio. La mostra dedicata a Claude Monet porta per la prima volta a Padova oltre 60 capolavori che arrivano dalla collezione del Musée Marmottan Monet di proprietà dell'Accademia delle Belle Arti francese. Un viaggio in cui lo spettatore può vivere un'esperienza immersiva con l'artista che ha segnato la storia dell'arte contemporanea. La mostra resterà aperta fino al 14 di luglio.